Verona Economia, bentornati. Mancano pochi giorni, pochissimi al Natale. C'è una categoria di imprese, di lavoratori che è un po' sempre sul chi va là. E sto parlando dei ristoratori che ancora una volta temono per una festività, le feste, che potrebbero subire un ridimensionamento a causa ovviamente dell'aumento dei contagi e quindi con ulteriori restrizioni. Per parlare di questo siamo in collegamento con Mirko Froncolati, presidente di CNA Ristorazione Veneto. Benvenuto Froncolati. Grazie per questo secondo invito che mi avete voluto inoltrare. Sono sempre contento di essere qui presente con te, Matteo. Nessun problema, anzi ci mancherebbe. Abbiamo pubblicato anche sul sito veronaeconomia.it e tra poco lo vedremo anche il vostro comunicato stampa giunto oggi alle redazioni. L'abbiamo intitolato Giallo Natale per bar e ristoranti, CNA Veneto si schiera. Adesso chiedo alla regia proprio di mostrare anche il sito internet e qui, secondo la vostra categoria, le attività dei servizi di ristorazione sono sicure nonostante il Covid. È questo che volevate ribadire, no Mirko? Consapevoli del fatto che ci siano delle criticità legate all'emergenza sanitaria, ma lo volete ribadire, i ristoranti, i bar, le pasticcerie, le pizzerie e gli altri esercizi commerciali sono luoghi sicuri. Allora, sì, diciamo che in questo momento viviamo per l'ennesima volta uno scollamento fra quella che è la normale interpretazione della frequentazione di un ristorante, ovvero la giovialità, lo stare insieme, il festeggiare, in questo caso le festività, e il bombardamento di notizie che invece tendono a indicare ai nostri possibili clienti il fatto che riunendosi ci possono essere appunto delle criticità che riguardano appunto eventuali contagi. Non dimentichiamoci che i ristoratori in questi quasi 2 anni di pandemia ormai si sono organizzati in modo che i propri locali, i propri ristoranti siano sicuri non solo per i frequentatori, non solo per i clienti, ma anche per i collaboratori che chiaramente devono comunque avere un qualche tipo di contatto con il cliente. Da ultimo il Super Green Pass, ma non solo, accedono ai locali pubblici solo chi è in possesso del Super Green Pass, quindi di vaccinazione ultimata, completata, ma non dimentichiamoci che comunque all'interno dei locali esistono ancora altre buone norme di regolamentazione degli spazi, per cui tavoli che non sono tavoli di diversi gruppi, insomma di diversi nuclei, vengono tenuti a una distanza tale per cui il contagio diventa improbabile. Nel Ecco, momento in cui poi il cliente si prego, alza per prego. andare, per esempio, in bagno, è tenuto a indossare la mascherina, quindi eventuali passaggi di estranei nelle vicinanze dei tavoli sono comunque regolamentati. Ha fatto bene a ricordare queste norme, è importante sottolinearlo e non dimenticarle mai. Dal punto di vista imprenditoriale, quanto è difficile, dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, navigare a vista, fare previsioni magari di un tot di numero di persone che potrebbero beneficiare dei vostri servizi e poi improvvisamente trovarsi scoperti a causa di una restrizione piuttosto che anche di un diniego o di una disdetta da parte dei clienti stessi. Non è semplice, no? No, allora io secondo le percentuali che ho visto abbiamo mediamente un 20%, dal 16 al 20% delle disdette rispetto alle prenotazioni che erano già state confermate. Quanto più leggevo un'altra statistica per quello che riguarda per esempio la ricettività alberghiera, per cui si è arrivati ad un 60% della capacità massima, e uno 60% della capacità massima in alta stagione non è sicuramente un buon segno. Navigare a vista è così, è sempre difficile. Io stesso sono settimane
che mi rigiro fra stime di possibili vendite, quindi di continui ritocchi di materie prime in acquisto piuttosto che di personale che viene chiamato a lavorare nei giorni festivi. È una situazione che oramai si sta semplicemente ulteriormente aggravando perché si sta continuamente allungando nel tempo. Non dimentichiamoci poi che a questa situazione si aggiunge anche nell'ultimo tempo un forte rincaro delle nostre materie prime che chiaramente andrà ulteriormente ad aggravare la nostra struttura di costi che è già pesantemente compromessa. E anche purtroppo del costo dell'energia che nel vostro caso tra gas, luce e quant'altro incide parecchio sul bilancio Certo. aziendale. Per far fronte anche a queste difficoltà, CNA Ristorazione ha presentato al governo e al Parlamento una richiesta contenuta in un pacchetto anticrisi. Ci parla di questo pacchetto, Froncolati? Sì, allora è stato presentato al governo a seguito la riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, di cui io faccio parte. È stato presentato dal nostro Presidente nazionale al tavolo di governi delle proposte per sostenere il nostro settore, fra cui abbiamo la sospensione della TOSAP, un sostegno agli affitti, un ampliamento del plafond di credito garantito e un allungamento del periodo di estinzione e non da ultimo la reintroduzione di un voucher per permettere di gestire in modo adeguato e con strumenti contrattualistici adeguati le punte di lavoro a cui il nostro settore è costantemente sottoposto. Noi abbiamo io poi che mi occupo anche di catering, abbiamo delle giornate, delle serate in cui abbiamo 100 commensali, delle altre serate in cui ne abbiamo 4, 5, 600. Quindi degli strumenti adeguati per inquadrare, per gestire queste punte di lavoro devono essere reintrodotti e non solo, ci vorrebbero anche degli strumenti di inquadramento che possono garantire da un lato uno stipendio maggiore a chi sacrifica famiglia o tempo per lavorare di sera o al fine settimana, senza però aggravare chiaramente ulteriormente sulle strutture di costo delle aziende. Anche perché ci sembra di capire che una delle altre difficoltà è proprio quella di reperire personale negli ultimi Il tempi. personale. E chissà Sì, che magari... Sì. è stato una grossa difficoltà che si è presentata da settembre in poi, devo dire. Ho sentito molti nostri colleghi che hanno avuto grosse difficoltà nel reperire personale sia di sala che di cucina, arrivando in qualche caso a togliere dei turni il giornaliero, il pranzo o la cena perché appunto in mancanza di disponibilità di personale. Il nostro è un settore che in qualche punto di vista ha perso attrattiva e quindi è proprio per questo che parlavo di strumenti di inquadramento che possono permettere al settore di tornare ad essere attrattivo anche dal punto di vista degli stipendi e quindi tornare ad avere la possibilità di dare ai nostri collaboratori una possibilità di carriera e di avanzamento del reddito. Chiudendo, mi è piaciuta una sua frase in cui dice: dobbiamo fare qualsiasi sforzo per diffondere la cultura e per sostenere il patrimonio culturale enogastronomico italiano. Serve proprio questo, probabilmente anche per riqualificare l'immagine di un settore che, come ha detto lei, in questi ultimi tempi purtroppo è diventato meno attrattivo. Lo speriamo tutti, Froncolati. Sì, allora, non solo dal punto di vista dei collaboratori che sono chiamati appunto a scegliere di lavorare con noi, ma anche del cliente. La mia paura è che sia sempre meno valutata la nostra cultura enogastronomica italiana data proprio dai piccoli, medi ristoranti, magari a conduzione familiare, dove
tutta la filiera agroalimentare italiana viene valorizzata e portata in tavola al cliente, che venga appunto poco considerata a favore di grosse catene che hanno tutt'altri concetti di produzione e di qualità. Ringraziamo allora Mirko Froncolati, presidente di CNA Ristorazione Veneto, e sicuramente ci sarà occasione per risentirci più avanti, augurandoci chiaramente che queste restrizioni non penalizzino ulteriormente un settore che con coraggio sta veramente tirando fuori tutto quello che ha per far andare avanti un'economia importantissima per il nostro territorio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito ancora. Grazie. E noi lasciamo spazio all'informazione e torniamo tra poco.